Siamo molto favorevoli al collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo, un'opera attesa da anni, ma non un'opera faraonica di queste proporzioni che sembra fatto sotto dettatura di Save, non invece in collaborazione con i cittadini e con il territorio. Sì al collegamento ferroviario tra Mestre e l'aeroporto Marco Polo, no ad opere faraoniche ed altamente impattanti dal punto di vista ambientale. Il deputato veneziano Nicola Pellicani ha presentato un'interrogazione ai ministri delle infrastrutture, trasporti e dell'ambiente sul progetto da mezzo miliardo di euro per la realizzazione di un tratto di linea ferroviaria di circa 8 chilometri, presentato da RFI Italfer in accordo con Save ed ENAC. Quadruplicati i costi rispetto al progetto originario visto 5-6 anni fa e del tutto fuori scala rispetto alle esigenze del territorio. Ricordiamoci che siamo in zona di gronda lagunare, è previsto su 8 km di tracciato circa la metà, poco meno della metà sono in galleria e c'è una stazione a cappio, ovvero che si torna costruita per poter tornare indietro, per far fare la manovra al treno, quando invece basta una stazione di testa e questo comporterebbe un impatto molto minore sotto il profilo ambientale e soprattutto ridurrebbe i costi forse anche di 4 volte. L'interrogazione di Pellicani segue una lettera che il parlamentare aveva inviato a inizio giugno ai presidenti delle commissioni Ambiente, Lavori Pubblici e Trasporti per la convocazione di una commissione urgente sul tema. Credo che vada fatta chiarezza sul progetto, sull'impatto ambientale, sugli espropri e soprattutto sui costi, che vada fatta la massima chiarezza. Tutti vogliamo il collegamento, ma deve essere un collegamento adeguato e che non impatti in modo così devastante sul territorio.